Da quello che ho capito, tutte le persone che ho chiesto qua al bar hanno tutti sentito il botto. Ce ne sono state due, uno potente prima, ma il secondo è stato più forte, ma non un tuono di quelli che senti tipo temporale, è proprio stato fortissimo. È così che si è svegliata a Cartigliano questa mattina. Erano le 5:30 quando un fulmine ha colpito un camino sul tetto di una palazzina di via Montegrappa. Scarica elettrica che ha fatto esplodere il comignolo in 1000 pezzi, cocci che come proiettili sono volati all'impazzata distruggendo il parabrezza di un'auto parcheggiata nel cortile. Una vera e propria bomba al chiaro di luce, così che descrive l'impatto chi c'era dentro le mura dell'appartamento. Ha fatto un sacco di luce. Da quello che ho capito, dentro casa si è visto tutto chiaro e anche negli appartamenti qua davanti, anche con le finestre chiuse, si è vista la luce. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco di Bassano e Vicenza che dopo aver accertato danni all'impianto elettrico della palazzina hanno messo in sicurezza lo stabile. Quando sono arrivata stavano spazzando, sistemando, hanno messo la copertura perché comunque adesso è aperto e sono stati qua su una ventina di minuti, mezz'oretta, il tempo di sistemare un attimo, hanno chiuso un attimo più che altro perché non si sa se dovesse cadere qualcos'altro. E non finisce qui, una tempesta di fulmini in tutta la provincia. A Bassano, verso le 7:30 di questa mattina, colpito un albero in viale Vicenza. Tanta paura ma nessun danno, anche grazie all'intervento dei vigili del fuoco. Danni ingenti invece a Zanè, in via Cavour, dove un fulmine ha innescato un violento incendio divampato sul tetto di un'abitazione. Fiamme circoscritte dai vigili del fuoco di Schio, arrivati con 2 mezzi di soccorso.